Nonostante una maggioranza dei numeri traballanti, l'Assemblea regionale dà il via allo schema di bilancio della Regione. Manca il voto finale che arriverà dopo il varo della finanziaria. Ma il voto della manovra economica inizierà non prima dell'11 febbraio. La prossima settimana si presenteranno gli emendamenti e comunque il presidente di Sala d'Ercole Gianfranco Miccichè non è a Palermo per motivi personali. Il PD ha contestato duramente il voto, mancano 9 milioni per il TFR dei pensionati regionali, si tratta di spese obbligatori e quindi il bilancio è fasullo, dice il deputato Antonello Cracolici, mentre il capogruppo Giuseppe Lupo ha chiesto di rinviare il voto e approvare l'esercizio provvisorio, ma la maggioranza non ha voluto fare passi indietro. Alla fine il via libera allo schema di bilancio a tarda serata. Mancano 9 milioni nel 2019 per il TFR e 16 milioni per le pensioni nel 2020. Via libera all'aumento di 1 milione di euro del fondo per lo sport. Miccichè ha stralciato dal testo la norma sui pagamenti ai professionisti, stabilizzazioni Pumex. Spese per approfondimenti, alcune norme come la stabilizzazione dei precari, delle camere di commercio, quella sulle nuove concessioni dei lidi, alcune promozioni interne. Un bilancio che vale 21 miliardi e 219 milioni, ma il nodo centrale della manovra, che inizia così a prendere forma, sono i 244 milioni che il governo è stato costretto a tagliare per coprire una parte del maxi disavanzo rilevato dalla Corte dei Conti.